conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Ben ritrovati amici di LCN Warm Up, è passata un'altra settimana intensa, molto ricca di notizie, adesso ne parleremo a lungo e siamo arrivati quindi alla vigilia della seconda giornata del campionato di Serie C che vedrà il Lecco nel pomeriggio, tardo pomeriggio di domenica, affrontare il Trento allo stadio Euganeo di Padova. Quindi sappiamo che lo stadio Briamasco di Trento è tuttora al centro di alcuni lavori. Di conseguenza è stato deciso di disputare il match in uno stadio che ha visto tra l'altro l'esordio l'anno scorso del Lecco nel campionato di Serie B. Erano altri tempi, ora lo sappiamo, siamo qui per una nuova stagione con nuovi contenuti, una squadra tutta nuova anche, o meglio non completamente nuova, ma è il caso di dirlo perché comunque siamo reduci da una settimana di calciomercato, una settimana intensa che si è chiusa giusto poche ore fa rispetto a quando stiamo registrando. Si è chiusa alla mezzanotte di venerdì con il gong appunto delle trattative del calciomercato e proprio su questo gong il Lecco ha portato a casa un'ultima, probabilmente ultima, pedina importante per la squadra di Francesco Baldini, cioè l'attaccante Daniele Rocco, arrivato svincolato in realtà ma reduce da un'esperienza al Legnago Salus, quindi la squadra che il DS Antonio Minadeo conosce bene. Il DS che è stato presente tra l'altro all'hotel Sheraton di Milano dove si sono condotte le ultime trattative negli ultimi giorni appunto di mercato. Noi l'abbiamo intercettato, eravamo presenti, ve lo abbiamo raccontato su tutti i nostri canali, era presente insieme al club manager Michelangelo Vitali e abbiamo parlato con loro, entrambi si sono detti comunque soddisfatti della sessione di calciomercato portata avanti, del lavoro svolto grazie ovviamente all'aiuto della proprietà Aliberti che ha fornito un budget poi anche incrementato appunto a sentire loro. Tra l'altro il direttore sportivo è intervenuto in conferenza stampa proprio per fare il punto su tutte le trattative degli ultimi mesi e appunto ribadendo comunque la soddisfazione per la squadra che ormai si può dire conclusa, anche se rimane un piccolo pallino, un'idea, ovvero quella di riportare Ionizza a Lecco. Potrebbe essere proprio lui quindi la ciliegina sulla torta di un mercato che comunque si è ringiovanito la rosa del Lecco, che comunque ha portato qualche elemento di esperienza. Lo abbiamo già detto anche la settimana scorsa, pensiamo al ritorno, che poi forse non è neanche un vero ritorno, di Lepore, l'arrivo di Beghetto. Insomma, comunque è una squadra, il Lecco, che si presenta a questa seconda giornata di campionato con un mix direi di esperienza e comunque di freschezza. Quindi mercato chiuso, è arrivato negli ultimi giorni di trattative anche Cipos, che tra l'altro finirà subito al centro dell'attenzione perché è arrivato proprio dal Trento, quindi la sua ex squadra la troverà subito domani, come la ritroverà lo stesso tecnico Baldini, che sappiamo bene è reduce a sua volta dall'esperienza sulla panchina della squadra trentina. Quindi una gara già dai tanti significati, una gara a cui il Lecco si presenta comunque con qualche defezione, ma niente di troppo serio. Quella più importante da segnalare è probabilmente quella di Zuberek, l'attaccante anche lui fresco di approdo a Lecco, che si è infortunato nel match contro la Clodiense di settimana scorsa. Tra l'altro match, lo ricordiamo, che il Lecco ha vinto 1-0 grazie a un autogol propiziato da Tordini, quindi un buon inizio per i blucelesti che ora vogliono subito confermarsi e allungare la striscia positiva. Quindi dicevamo non grandissime defezioni per Baldini, che però dovrà ancora rinunciare a Seliak, che non ha recuperato dall'infortunio che già l'aveva tenuto ai box settimana scorsa, anzi l'infortunio non è migliorato, ma
è forse un pelino peggiorato, quindi una situazione da monitorare, per cui meglio non rischiare, insomma. Però ecco, la rosa a disposizione di Baldini adesso è abbastanza buona, proprio anche a livello numerico. Vi faccio ora sentire proprio le sue parole in conferenza stampa, con un accenno proprio al nuovo arrivato per l'attacco. Ma per quello che sono le ambizioni e per quello che sono i programmi della società per questa stagione, è un mercato che mi trova contento. Ho finalmente, dopo la fine del mercato, una rosa a completa disposizione, quindi da qui in avanti le distrazioni sono finite. Ripeto, per quelli che sono i programmi e per quelli che erano i programmi e per quelli che sono i programmi, è una rosa che mi soddisfa. È logico che analizzando anche l'ultima partita mi rendo conto di avere dei giocatori a livello caratteriale di spessore, e questa è la cosa principale. Sono arrivati dei giocatori che conosciamo benissimo, come Sipos, l'ho allenato a Catania. La sfortuna ha voluto che si facesse male, se no sono convinto che il percorso di Sipos sarebbe stato diverso, perché si è spaccato il ginocchio un anno fa. Ha fatto con me a Catania 7-8 gol, nonostante fosse tra virgolette l'alternativa a Luca Moro, che quell'anno ne fece più di 20. Quindi è un giocatore importante. Rocco, se andiamo a vedere i gol delle ultime 3 stagioni, sono veramente tanti gol, e non è una questione di Serie D o di Lega Pro. Quando uno ha il gol nel DNA ce l'ha da sempre, e può farli in tutte le categorie, l'ha dimostrato l'anno scorso, insomma. Quindi un giocatore che il direttore conosce molto bene, che ha avuto, quindi penso che il mercato sia stato un mercato mirato. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Bene, quindi dicevamo, il Lecco ha cominciato il proprio campionato con il piede giusto, con una vittoria al termine di una partita comunque abbastanza convincente, pur con una rosa non ancora completa, che ancora non poteva soddisfare del tutto Francesco Baldini. Non è stato così invece per il Trento, che è incappato all'esordio in una brutta sconfitta in casa del Padova, proprio dove tra l'altro tornerà domani a giocare contro il Lecco. 3-0 il risultato finale, una partita un po' difficile appunto per la squadra trentina, che quindi vorrà provare a rifarsi domani. Non sarà facilissimo, perché al di là comunque delle ambizioni del Lecco, Luca Tabbiani, cioè l'allenatore del Trento, dovrà fare i conti con alcune defezioni. Non ci saranno Zanon, Di Cosmo, non ci sarà nemmeno l'ex, lo ricorderete, Mattia Sangalli, ragazzo passato da Lecco nel recente passato di scuola Inter, quindi dovrà subito fare affidamento su altri giocatori in una rosa che tra l'altro risulta essere composta da tanti giovani. Domani potremmo anche vedere in campo qualche ragazzo nato tra il 2005 e il 2006, quindi proprio giovani, ecco. È una squadra non di grandissima esperienza, ma che può assolutamente dire la propria, tanto che a differenza del Lecco ha cominciato la stagione con una vittoria nel primo turno di Coppa Italia battendo la Triestina, mentre poi il secondo turno ha portato in dote una sconfitta contro il Caldiero Terme. Quindi l'esperienza del Trento nella competizione, un po' che può essere definita parallela al campionato, è comunque già terminata, come nel caso del Lecco, che è stato eliminato, lo ricorderete, dal Milan Futuro.
Tra l'altro anche per il Trento l'ultimo giorno di calciomercato ha regalato un colpo abbastanza importante. Stiamo parlando di Samuel Di Carmine, giocatore che anche a voi comunque dirà molto, perché è un giocatore che ha conosciuto le categorie anche superiori, ha giocato a lungo in squadre importanti, adesso ormai comincia ad avere 36 anni, quindi potrebbe essere questa al Trento magari l'ultima esperienza importante della sua carriera. Non è stato convocato, quindi non lo vedremo in campo contro il Lecco, ma comunque l'allenatore avrà diversi giocatori comunque importanti a disposizione. Per fare un po' il punto, come già ricorderete in LCN Warm Up nella scorsa stagione, ho chiesto un contributo a un collega di Trento, Luca Avancini, che ringrazio in anticipo. Sarà lui quindi a raccontarvi un po' meglio l'aria che si respira in casa Trento e ad accompagnarvi appunto verso la partita di domani. Ve lo faccio subito ascoltare. Non ci sarà l'atteso ritorno al Briamasco di Francesco Baldini, che certo avrebbe istituito ulteriori stimoli a una gara che già si carica di suo e non poco per il Trento di Luca Tabiani, reduce dalla falsa partenza a Leuganeo lunedì sera. Sappiamo, è finita 3-0 per la formazione della Padova. Baldini era arrivato a Trento lo scorso febbraio, si era presentato con le idee chiare, in poche settimane era riuscito a ricaricare l'ambiente e a cambiare anche la mentalità di una squadra che sembrava aver perso fiducia e autostima. E alla fine era riuscito anche a centrare l'obiettivo che si era posto la società, è quello di entrare nei play-off. Pareva insomma l'uomo giusto per un certo progetto tecnico, in linea con la volontà della società di alzare quella famosa asticella. Sappiamo poi che però l'accordo è sfumato sul più bello e adesso il Trento se lo ritroverà da avversario sulla panchina del Lecco. Si giocherà, come abbiamo ricordato, a Leuganeo, domenica alle 18, Padova, per l'indisponibilità dello stadio cittadino alle prese, come si vede, con i lavori di rifacimento del manto. A breve dovrebbe essere posato il sintetico. La speranza della società è di poter giocare qui il 15 settembre con l'Arzignano, la quarta di campionato. I lavori stanno procedendo a ritmo serrato, vedremo se si riusciranno a rispettare i tempi previsti. Intanto il Trento dovrà trasferirsi nuovamente a Leuganeo di Padova, lì dove ha cominciato non proprio al meglio il proprio campionato. Per questo Tabiani ha cercato di risolvere in settimana le criticità affiorate nel match con i biancoscudati, ha lavorato soprattutto sulla testa dei giocatori. Convinzione, la parola che è ritornata più spesso durante la conferenza stampa di venerdì. Il tecnico vede una squadra in crescita, il Trento non era dispiaciuto per atteggiamento, intraprendenza, voglia di fare la partita per 45 minuti, forse anche per 60, aveva tradotto bene i dettami del suo tecnico nella partita con il Padova, cioè linee alte, pressing, squadra corta e compatta, capace di andare subito a caccia del pallone in territorio nemico con feroce applicazione. È un po' questo il calcio di Tabiani, lo si è visto bene. Purtroppo le cose hanno funzionato non al meglio ed è successo, come era accaduto anche con il Caldiero in Coppa, con squadre che tendono a rintanarsi un po' di più sulla propria tre quarti, a concedere il pallino del gioco al Trento e a puntare sulle ripartenze. È successo, abbiamo avuto col Caldiero, si è ripetuto un po' con il Padova. E qui il Trento deve trovare soluzioni alternative, deve dare sicuramente maggior peso al proprio attacco. Un solo gol in 3 gare ufficiali e su calcio di rigore non è il massimo. Quindi conforta il recupero di Di Santo, un giocatore importantissimo nel 4-3-3 di Tabiani. Vedremo se il giocatore sarà disponibile, che si è allenato solo a metà della settimana, dal primo minuto a gara in corso. E poi ovviamente bisognerà aspettare di capire anche quello che succederà dal mercato.
In casa Trento la vigilia del match è stata accompagnata un po' come qui a Lecco anche dalla conferenza stampa dell'allenatore Luca Tabbiani. Vi faccio subito leggere alcune delle sue dichiarazioni riportate anche sul sito ufficiale del club. Il tecnico dice che al termine della partita contro il Padova c'era un po' di delusione perché la squadra non si meritava una sconfitta con un simile punteggio finale. Per lunghi tratti della gara, aggiunge, abbiamo fatto una buona prestazione, ma poi alla fine il risultato non ci ha premiato. Durante questa settimana abbiamo lavorato su alcuni aspetti che ci hanno condizionato in negativo e ora siamo pronti per affrontare il Lecco. Poi il tecnico procede ancora parlando del Lecco, dice: domani pomeriggio mi aspetto una partita complicata perché il Lecco è una delle squadre che lotterà per essere promossa in Serie B. Dobbiamo mantenere una concentrazione e un atteggiamento esemplare per tutti i 90 minuti giocati. Bene, diciamo che non sappiamo se davvero l'obiettivo del Lecco sarà quello di tornare in Serie B, anzi nei giorni scorsi dalla proprietà sono giunte dichiarazioni un po' diverse, nel senso l'obiettivo dichiarato è quello dei playoff, anzi il DS Minadeo per esempio non ha voluto sbilanciarsi troppo in tal senso, dicendo che non è il caso di farlo perché al momento è un po' difficile fissare un obiettivo preciso, anche per non dare comunque illusione alla piazza, che però deve sapere di trovarsi di fronte comunque a una dirigenza, a una proprietà determinate che magari avranno bisogno di qualche tempo anche per portare dei nomi più forti a Lecco e di conseguenza per varare un progetto anche ambizioso, più a lungo termine. Tra l'altro il Lecco troverà domani appunto il Trento, che è una delle squadre con cui ha avuto già molte occasioni di affrontarsi in campo. Sono infatti ben 36 precedenti tra le due squadre, divise equamente tra gare giocate in casa e in trasferta per i blucelesti, che hanno accumulato 16 vittorie in totale, quindi in bilancio favorevole, con 13 pareggi poi e 7 sconfitte. 47 i gol segnati dal Lecco e 34 quelli subiti, quindi questi sono un po' i numeri che ci accompagnano verso la partita. Domani questa sfida vivrà un nuovo capitolo, vedremo come poi cambierà il bilancio dei precedenti. È il momento ora di presentarvi brevemente le probabili formazioni del match, a partire da quella del Trento, che dovrebbe scendere in campo come la settimana scorsa con un 4-3-3. Vi proponiamo questo possibile 11 iniziale con Tommasi in porta, Frosinini, Barison, Cappelletti e Bernardi in difesa, Aucelli, Rada e Giannotti a centrocampo, Anastasia Petrovic, tra l'altro ex del Lecco, lo ricorderete anche lui del recente passato, e Peralta in attacco. Il Lecco invece dovrebbe tornare in campo con il 4-3-1-2 che già si era visto nelle ultime uscite, quindi con Furlani in porta, difesa con Lepore, Battistini, Marrone e Beghetto. Centrocampo dovremmo rivedere ancora Frigerio, Galli e Ilari, Tordini nel ruolo di trequartista, il ruolo che tra l'altro è forse più il suo naturale, e in attacco potremmo già vedere l'esordio di Sipos, che sostanzialmente comunque è pronto perché ha giocato anche con il Trento, e Galeandro. In questo caso le scelte sono un po' forzate per Baldini, che come già vi anticipavo non può contare su Zuberek, anche ovviamente il nuovo arrivato Daniele Rocco presumibilmente non sarà pronto per scendere in campo, di sicuro non dal primo minuto, magari gli sarà concesso uno spezzone. Baldini ha citato anche Gunduz tra le opzioni per l'attacco, ma facendo capire che anche per lui potrebbe esserci bisogno di un pochino di tempo per entrare meglio nei meccanismi della squadra a livello tattico e capire quello che il mister gli chiede. Quindi questo è un po' il quadro in vista della gara di domani. L'appuntamento è alle 18 sul campo dell'Euganeo di Padova. Noi ovviamente vi racconteremo il match come sempre in diretta a LCN Stadio e poi torneremo qui nel nostro studio con LCN After Match per commentare tutto quello che sarà successo sul campo, analizzare eventuali gol, tutte le azioni cardine e comunque dare un'occhiata in generale a quella che sarà la giornata di campionato di Serie C, vedere come si muoverà anche la classifica, che poco alla volta adesso inizierà ad assumere anche una forma più definita con le posizioni che poco alla volta le varie squadre occuperanno. Quindi a me non resta per oggi che ringraziarvi per l'attenzione, anche per il grande affetto dimostrato in tutti gli scorsi giorni in cui vi abbiamo tenuto aggiornati passo per passo sulle trattative di mercato. Vi invito a restare sempre aggiornati, collegati sulle nostre pagine sia social che ovviamente su lcnsport.it,
Trentolec.it, perché qualche sorpresa al di là del campo potrebbe comunque ancora essere dietro l'angolo. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi do appuntamento a domani per Trento Lecco. A presto.